Bentornati, ieri siamo lasciati al Monte Disgrazia Sì, buongiorno. con un tramonto fantastico e oggi invece dove siamo? Oggi siamo alle terme dei Bagni di Massimo, perfetto. Masimo. Le terme in realtà non funzionano più, No. sono qua alle nostre spalle ma sono in disgrazia come il monte Sono di ieri. abbandonate. Abbandonate, ma c'è un albergo un po' più avanti e ci stiamo addentrando verso la valle Porcellizzo, Porcellizzo. credo, lo scopriremo andando avanti, e che ci hanno consigliato di vedere perché quando si apre un bel paesaggio. La giornata sembra essere buona, Mhm. la nottata è stata fantastica, abbiamo dormito benissimo Sì, e niente, ci cominciamo ad avviare. dopo. A dopo. Lasciamo il parcheggio e ora ci addentriamo nel bosco. La salita sembra impegnativa da subito, Sì, anche se il percorso sembra semplice come tipologia, nel senso molto camminabile, però siamo in uno spettacolo della natura, proprio spettacolo. E vediamo, dobbiamo salire di circa 700 metri e dobbiamo fare rapidamente perché nel pomeriggio dobbiamo poi fare un mare di cose, quindi dobbiamo essere molto rapidi. Quindi via, camminare. Fatto un primo tratto di salita, arrivati a quota 1400, si apre un po' la vallata, ma non siamo ancora nella Val Porcellizzo, siamo a una specie di spianata in mezzo. Abbiamo davanti a noi ancora una salitina di almeno 250-300 metri di quota. L'acqua è l'elemento fondamentale di queste zone. non si scappa. C'è dovunque, si sente dovunque, si attraversa dovunque. Sì.
Ed eccoci arrivati in Val Porcellizza, che è dietro di noi. Bellissima. È veramente spettacolare. Si suda per arrivarci, però ne vale la pena. Veramente, veramente bella. Va bene, ci prendiamo una mezz'oretta di pausa, non di più. E poi scendiamo. Mangiamo qualcosina perché a pranzo dobbiamo essere al van. Il rifugio Giannetti è qui su sopra di noi da qualche parte, ma ci vorrebbero almeno altre 2 ore per arrivarci, non ci arriviamo più. E quindi ci accontentiamo di fermarci qui. Ma penso che va bene così, no? Sì. E niente, pausa fatta, abbiamo fatto volare il drone, ci siamo divertiti, ci siamo rilassati, ci è piaciuto. Ora riscendiamo dalla stessa strada che abbiamo fatto all'andata, quindi non vedrete molto della Uguale discesa. all'andata. L'avete già vista all'andata. Ci vediamo giù sperando in un paio d'ore. E niente, via. A dopo. Eccoci, siamo arrivati al punto di partenza La discesa è stata meno tragica di come pensassimo, per fortuna. e ora prendiamo un po' di acqua sulfurea che c'è. Acqua termale, Termale, sì, che c'è qua, c'è una fonte. che ci hanno detto si può bere. Sì, Quindi ce la andremo a bere, calda probabilmente. vediamo. E dopo? E Non ne abbiamo idea. Esatto. La risposta è non ne abbiamo idea. improvviseremo. Improvviseremo, dobbiamo andare da qualche altra parte, ecco. Questo è poco ma sicuro. Un pranzetto credo che lo dobbiamo fare. Sì, una cosa Scarso o buono lo vedremo, ma comunque qualcosina dobbiamo mangiare. Sì. Va bene, per adesso è tutto. Ciao! Dopo. Ed eccoci arrivati al parcheggio per stanotte. La strada l'avete vista un po'. Domani mia moglie ha acceso qualcosa di pazzesco. Allora, dicevamo, siamo arrivati al parcheggio per stanotte. Siamo sotto la diga di Campomoro in Val Malenco. Sì, La diga, di Alpegera. quello, Dica di Alpegera. diga di Alpegera. E domani mattina faremo un trekking parte da qui. Dormire sotto la diga fa un'impressione bestiale. Sì. Cioè, essere sotto la diga, vedere l'imponenza della diga è veramente, veramente brulla. Vabbè. Ceniamo? Sì. Ceniamo.